Il rischio idrogeologico, il rischio idraulico sono, e lo vediamo costantemente, un problema in Italia. Un po' perché si è costruito laddove non si poteva costruire, un po' perché c'è la presunzione dell'uomo di poter governare la natura invece di rispettarla. Io credo che si debba ritornare un pochino indietro e approcciarsi all'ambiente e alla natura come facevano i nostri nonni una volta e cercando di fare e di ottenere comunque un ritorno economico rispettando i vincoli ambientali che ci sono, perché non sono vincoli ma sono risorse. Spero e mi auguro che il fatto di aver realizzato una cassa di espansione non faccia sentire qualcuno legittimato di aumentare il carico idraulico, ma anzi il fatto che sia stata realizzata una cassa di espansione faccia riflettere su quanto il nostro territorio sia fragile. Vi dico solo poche note e pochi numeri. L'abbiamo cominciato 2 anni fa, è stato completato in un anno. L'importo del lavoro è 1 milione di euro. Il finanziamento è regionale nell'ambito dei lavori urgenti e indifferibili per la difesa idraulica del territorio. Il progetto è stato interamente curato dal Consorzio attraverso le strutture tecniche di progettazione. L'opera in cosa consiste? Consiste in un volume messo a disposizione all'acqua che piove dal cielo. Anziché questo volume percorra i corsi d'acqua, e in questo caso sono 2, ben noti a tutti chi abita in questi luoghi, il Patean e il Gavada, anziché li percorra e compia quello che deve compiere, cioè se non ci sta nell'alveo l'acqua esce, prima di uscire dal corso d'acqua, l'acqua viene sfiorata all'interno di questo volume. Quindi la cassa espansione, parlo magari ai giovani, la cassa espansione non è altro che un volume di laminazione, si dice così, per dire che serve per raccogliere l'acqua quando è troppa nei corsi d'acqua. Quindi anziché vada per le strade, per gli scantinati a far danni, va dentro qui e viene protetto tutto quello che sta a valle. 5. Thank you.